amici, salve, sarò brevissimo, soltanto qualche minuto, intanto per ringraziare gli organizzatori che ancora una volta ci mostrano una kermesse davvero che sta secondo me ormai attraversando non solo la provincia ma probabilmente la regione, e fra qualche anno, se il trend continuerà in questo modo, avremo anche un interesse nazionale. Allora, consentitemi prima di tutto di portare il saluto della Giunta regionale, del Consiglio regionale, del Presidente Caldoro. Io sono particolarmente lieto, anche come figlio di questa terra, di partecipare oggi a questa inaugurazione della fiera, che ho visto crescere di anno in anno man mano che le manifestazioni si sono susseguite. Oggi è diventata una manifestazione importante, è veramente un fiore all'occhiello dell'Agrocaleno e del territorio della provincia di Caserta tutto. Che cosa significa questo? Significa che questa fiera è la testimonianza della vitalità di un settore, è la testimonianza che le imprese agricole sono vive e vitali, anche se oggi soffrono un momento di crisi importante. Il taglio al vice sindaco, insieme. Ecco, benvenuti nella 7ª edizione della Fiera Agricola di Passorano, grazie.